smettetela di cavillare e aprite il portafogli per i morti, per i feriti e per la comunità di Genova. Siccome l'anno scorso Autostrade per l'Italia ha fatto un utile di più di 1 miliardo di euro, penso che se si toglieranno di tasca, soprattutto i grandi, quelli che poi fanno lezioni agli italiani, una parte di questo 1 miliardo di euro in minimo risarcimento economico, sociale e morale del danno che hanno causato, saremo tutti più sereni a ridiscutere di burocrazia e di concessioni. Il disastro e la guerra politica. Il nuovo round dello scontro tra il governo e Autostrade per l'Italia e la holding dei Benetton Atlantia, che controlla la società, arriva quando il vice premier Salvini tra le macerie attacca. Mi aspetto che già da oggi Autostrade sospenda il pagamento del pedaggio. Poco dopo arriva la nota di Autostrade sulla base della sollecitazione del sottosegretario Rixi e per favorire lo svolgimento delle preziose attività di soccorso, Autostrade per l'Italia annuncia che le ambulanze non pagheranno più il pedaggio sulla propria rete. La decisione ha effetto immediato. Ma è solo l'ultimo capitolo di un botta e risposta partito da subito e ufficializzato quando ieri il premier Conte ha dichiarato l'intenzione di revocare la concessione, al di là dei risultati futuri dell'inchiesta. Revoca, con il rischio di penali e un indennizzo miliardario, fanno sapere da Autostrade, che attacca. Un annuncio in carenza di qualsiasi previa contestazione specifica alla concessionaria e in assenza di accertamenti circa le effettive cause dell'accaduto. Le modalità di tale annuncio, hanno continuato da Autostrade, possono determinare riflessi per gli azionisti e gli obbligazionisti. E in effetti per il titolo Atlantia è un'altra giornata nera in borsa, con il titolo a meno 17%. Suonano come incredibili, fredde, lontane, burocratiche le parole dei responsabili delle aziende che hanno portato a questo disastro, che si occupano di penali, di risarcimenti, di concessioni, di cavilli burocratici. Altra replica di Autostrade. I manager e tutti gli uomini e le donne del gruppo sono i primi interessati alla ricerca delle verità sulla tragedia e con questo obiettivo stanno collaborando attivamente con le autorità competenti. Ma l'attacco del governo non è finito. Questa roba si è fatta in passato perché legalmente si finanziavano le campagne elettorali a destra e a manca. A me non l'ha pagata i Benetton la campagna elettorale e quindi abbiamo la libertà di poter recedere da questi contratti. Grazie a tutti. E mentre Matteo Renzi parla di bugie e sciacallaggio del Movimento 5 Stelle, Autostrade ribadisce di aver sempre correttamente adempiuto ai propri obblighi di concessionario e si dice pronto a ricostruire il ponte entro 5 mesi. Ma questa è una guerra tutt'altro che conclusa.